Ragazzo mio, non devo fare niente al posto tuo. Un'aquila che vola fin lassù è sempre sola a conquistare il blu. E allora fai da solo come tu. Ragazzo mio, se sai volare in cielo, tutto tuo. La ruota di pavone non si fa rubando 4 piume qua e là. Purtroppo questa qui è la verità. Tu, finché non sai volare, io non posso che guardare. Seguo la tua gioventù, sperando che non fai qualcosa per sbagliare. Poi dipingo un po' di rosa, la tua mente un po' confusa. Seguo la tua libertà e aspetto insieme a te che crescano le tue ali per vederti volare solo. Ragazzo mio, il filo della vita è davanti a te. Non sei un equilibrista, ma potrai andarci sopra e non cadere giù. Devi rischiare, poi decidi tu. Chi è? È il postino. Ah, Buongiorno sorella. Buongiorno. Mi mette una firmetta qui. Ah, sì. Viene da Parma. Credo sia un prosciutto. ah, meno male. Ogni tanto qualcuno si ricorda dei poveri orfani. Ah, grazie, figliolo. Mi scusi, ma non ho spicci. E che gli fa? Tanto non ce l'avete mai. Ah, ma sa, noi viviamo di offerte. Tante volte pure noi. Appunto, tante volte. Questa volta no. Ah, poveraccia. Ah, miserabile. Ora ammazzato proprio qui viene a chiedere i soldi. Franco! È arrivato un pacco! Franco! Chi era? Un pacco. Stavolta non sono maglioni bucati e neanche scarpe vecchie. È un prosciutto, un genere alimentare, vero? Che poi è il genere nostro. Eccolo qua. Prosciutto de Parma. Che è quello? Mi aveva detto che era un prosciutto. Ma vedi annata. Franco, mi dispiace, mi credevo che era un prosciutto e invece un violino. Ma che è colpa mia, scusa? Ma sì, va bene lo stesso. L'ultima volta che hai venduto l'organo ci hai fatto $500.000. Per il violino quanto ti daranno? 2 anni. Ma- Franco, ma lo vuoi capire che non me la sento più di vendere le offerte che arrivano a un'opera via abbandonata, chiusa da 6 anni, che per di più occupiamo No, abusivamente? che occupi abusivamente. Perché tu sei cresciuto qua dentro e ci sei rimasto fino a dopo la morte di Sua Matilde. Io sono ospite, beh. E l'ospite non porta pena. Guarda che quello è l'ambasciatore, l'ospite è quello che puzza. Ma che è colpa mia se c'è crisi di alloggi? Ma quale crisi degli alloggi? Tu vivi qua perché hai trovato un fesso come me che rammenda, cucina, lava, stira e ammira. Franco, quando tu mi hai chiesto se ti potevo ospitare per 3 giorni, io ti ho aperto le porte. Sono passati 3 anni, le vorrei richiudere. Vabbè, ma io non me ne posso andare. E come no, io mica ti trattengo, sai. Guarda, sta guardando. Ah, Queste sono le chiavi di casa. sì, grazie. Io ti ringrazio di tutto. Devo andare via. Addio. Addio, Franco, Addio. Addio. Oddio. Beh, dove sta il problema? Andavi tanto bene, vattene, no? E qui 4 milioni che ti devo dare? Ma già e quando vai? Aspetta, Lo oh! vedi che non me ne posso E andare? lo vedi che ancora non ti posso cacciare via? Siamo legati a culo e camicia. Sì, ma qua il culo lo devo sempre fare io, come mai? Ma mica può durare in eterno, No. Tu te ne approfitti perché sono un uomo sensibile io. Come no? Sì, sono uno che si affeziona, uno che Sì, capisce, cammina, che va. aiuta. Andiamo, sensibile. Sì, sono sensibile, ma perché non ti risulta? Non ricorri sempre a me quando ti serve qualche cosa, eh? Monta e vedi fammi lo scemo. Sì, lo scemo. Sì. Sono pure intelligente, guarda. Pure in riserva.
Adesso la metto. A soldi, come stai? Ah, soldi come sto io, non come stiamo. Franco, questa macchina è la cosa che contribuisce di più al vuoto totale delle nostre tasche. Le tue E tasche. certo le mie, le nostre macchine. Che è successo? È successo che è finita pure la riserva. Ci tocca prendere l'autobus. Ci tocca prendere l'autobus. Ci tocca prendere l'autobus che tu non prendi mai, se no vai a piedi. A piedi. A piedi, tu a piedi e io con l'autobus e chi arriva prima aspetta. Ma aspetta, imbecille, dove Ciao! Ma dov'è il cefalitico? Io non sono pratico, ma dove si prende quest'autobus? Se non te scansi subito, lo prendi dietro la schiena. Oh, ferma, una fermata richiesta. Ferma. Oh, Franco, guarda che qua si paga, Io non c'ho una E lira. allora vai a piedi. Io c'ho i soldi solo per me, mi dispiace. Ordine d'arrivo dopo foto. Primo Smeraldo, secondo Orlando Furioso, terzo non ti scordar di me. Ma porca vaccaccia zozza. Oggi non c'è pio proprio. Come lo dai, va pensiero? Ma pensiero, te lo posso da Braciolo, è morto l'altro ieri. E sta bene, allora 200.000 su Tintarella, va. Allora 5, 6, 7 e 8. Ma è andata bene? È andata bene, hai visto? Sei contento? Sta a segno su bruscolino vincente. Sì. Ma chi è? Franco! L'hai mai sentito nominare il banco del mutuo soccorso? Sì, mi pare che suona. A me non mi suona per niente. Senti, questo valla dal patata, che quello prende pure i biglietti del tram. Ma che è falso? E non lo vedi che scolorisce? Questo è come la pasta all'uovo, è fatto in casa. Vai, vai! Franco, Ehi, ciao amore, come stai? non mi hai telefonato? Veramente io aspettavo una telefonata tua. I problemi erano tuoi. I miei problemi sono finiti. Da quando? 2 giorni. Allora usciamo domani sera. D'accordo, che momento? Dunque, gonna, regicalze, calze e tanga. Senza sti accessori, lo sai che... Ciao. Ciao. A coso, Duca De Windsor, vincente e piazzato. Ma sei sicuro? E fateli, cazzi. Vincente è piazzato, dottore. Ah, Franco, pazzo scatenato, me l'hanno detto adesso. Io è una vita che te lo dico. Mamma mia, come stai stamattina? Ma come sta? Rallenta che le pasticche ti fanno male. Ancora con le pasticche? Ah, no. Ah, fra, pazzo scatenato, è un cavallo sicuro, te lo giuro su mamma. Ma che hai saputo chi è? Ma chi? Mamma. Ma ancora con mia madre, andiamo. Mi hanno dato un bombardone che quando parte non lo fermano manco col paracadute. Mo che hanno fatto il movimento, hanno fatto. Preciso, l'hai detto, ma ha detto proprio lui. Lui chi è? Il cavallo? Ancora i cavalli parlano. chi? Arfia, no, Arfia, il fantino, quello che ci ha fatto via la triste l'altra volta 5 milioni, stotto zitto, non ti fa sentire. Ma da chi che c'è Ma te la nessuno? gente, tutti a guardare, che c'hai da guardare? Te qua, ma dove che quello è cieco? Te che? Allora è da CIA. Ma come da CIA? Ti dico che è cieco? So cieco, ma mica muto, andatevene a fanculo tutte e due. Ecco, mo Mo ci ci ha ha detto. Alberto, Andiamo. c'è un cavallo sicuro, quanto c'hai? C'ho 2 milioni. Ma su chi li vuoi puntare? Pazzo scatenato. Pazzo scatenato? Sì. Ancora corre. Quello se fa una corsa con un cavallo a dondolo la perde. E lo sai quanto perdiamo noi se arriva? No. Diglielo un po'. Dimmelo un po'. 48 milioni e 800 mila lire, ecco, mo te l'ho detto. Non t'ha Sì, detto. me l'ha detto, ma non arriva, te lo dico io questo. Ma se ci giochiamo tutto, poi come le paghiamo le scommesse? Questi ci ammazzano, ci buttano dove capita. Non facciamo neanche in tempo a sceglierci un cimitero qualunque. Allora sciogliamo la società. Ecco, sciogliamola. Quanto te devo dare? Sempre 4 Sempre milioni. Più 2 fanno 6. Però ricordatelo. Guarda che se pazzo scatenato non arriva, ce lo ricordiamo per tutta la vita. Guarda scemo che se non arriva, ci penso io come sempre. Ecco, mo t'ha detto. Ecco, mo t'ha detto. Che cimitero preferisci? E che ne so? Fammi una sorpresa! Io in vita mia ho visto cavalli morire dopo una corsa, perfino durante una corsa. Ma uno che crolla stecchito alla partenza non l'ho visto mai! E proprio su quello dovevamo puntare. E adesso a questi che gli raccontiamo, eh? C'è successa una disgrazia e che li paghiamo in assegni, come altre volte. Ah sì? E come li copriamo gli assegni, Con il lenzuolo. Ah, molto divertente, con un lenzuolo, Sì. con un lenzuolo. Qua ci coprono a noi con un lenzuolo, lo capisci? Lunedì sarà coperto tutto, Alberto. Se non c'è il fisico, lascia perdere il gioco. E siate buoni, ci parlo io. Oddio, ecco. Cavallo sicuro. Ah, fra, questi stanno da fuori. Buoni i sordi. Che gli dico? Vattene. Eh?
Vattene! Vattene! No, vattene! Ecco, E fagli entrare! Vabbè. Li faccio entrare. Andiamo di là. E ricevi, Ricevo? ricevi. Da questa parte, signori, prego. Si accomodino. Prego, prego. Allora, tu quanto devi avere? 300.000. Oh, ma che mi fa una segna? Perché non ti sta bene? No, diceva così. Ah, ecco. Au. È un attimo che le fa l'assegno. Un attimo ti faccio l'assegno. Io t'ho dato i soldi e voglio i soldi. No, tu ci hai dato i soldi, io ti faccio l'assegno. Oh, un momento, ci parlo io con il signore. Venga con me. Venga, Ci venga, vengo, non sì. abbia paura, venga. Senti, questo vale 200.000, più 20.000 sono 220.000. Non me ne fa a me sta grazia. E il resto? Il resto te lo porto lunedì mattina a casa. E c'ho pure un violino di Parma nuovo. Tu lo puoi suonare benissimo, si vede che c'hai le mani d'artista. Se me meni delle rovini, hai capito? Ammazza che botta che gli ho dato. Che? E il secondo non lo vuoi? Albertino, che è successo? Ma che hai fatto? Stava a pezzi, poveraccio. Franco. Perché ti sei alzato? Sì, mi sono alzato prima perché ho un impegno e non volevo svegliarti. Che succede adesso? Qual è il problema? Il problema è che ho un impegno molto importante. Li conosco i tuoi impegni. Non penserai mica che vada con una donna. No, penso che il tuo impegno somigli molto ad una partita di poker. Hai indovinato? Esatto. Tu invece di occuparti di moda dovresti interessarti di corse di cavalli. Il giorno che conoscerò i cavalli come conosco te, ci farò un pensierino. Faccelo subito il pensierino e punta tutto su di me. Ma io su di te ho E puntato. com'è andata? Non lo so ancora. Tante volte anche un cavallo che non è favorito può arrivare primo. È solo questione di tempo. A te ne rimane molto poco di tempo, perché io sono incinta. E me lo dici così, senza neanche darmi il tempo di ammazzarmi. Ma dai, ho scherzato. Volevo solo vedere che faccia avresti fatto. Vuoi sempre suicidarti? No, quasi quasi preferito. È prematuro pensarlo. Non vorrei mettere al mondo un fantino. Ne riparleremo fra qualche anno e 9 mesi. Riparliamone. 2 assi, un 9, 2 jack e un 9. Parlano sempre gli assi. 100.000. Li vedo. Passo. Dai. 3 assi. Andiamo. Ma fatto. sei sfonnato, ecco, mo te l'ho proprio detto. Oh. A pasticca, vatta a fare 4 caffè che la partita si sta a mosciare. Alberto! 4! Dei generici sotterfugi. Vediamo se così funziona. Allora, cara Luisa, questa è la 112esima lettera che ti scrivo. Il fatto che tu non abbia risposto a nessuna delle altre 111 vuol dire forse che il tuo amore per me si è raffreddato? Sarei propenso a pensare di sì. Nell'ultima lettera che mi hai scritto mi dici: non mi rompere le palle, sto con un altro. Come devo interpretare queste tue sibilline parole? Sì, chiara Luisa, se non mi ami dimmelo, senza ricorrere a dei generici sotterfugi. Arbe, arrivano sti caffè. Li ho fatti. E allora portali, no? Portali, ma che ti sei messo in testa? No, se vuoi vengo di là e ti rammendo i pedalini mentre stai giocando. Se quei 2 gentiluomini che mi avete portato dentro casa ci hanno bisogno, non fare complimenti, gli posso dare una stiratina ai mandati di cattura, una smacchiatina alle fedine penali. Arbe, stiamo a perdere. Dai! Io ci ho avuto una mano favolosa, ma a un certo Sì. punto con sto gesto non mi sono cascate le carte per terra. Per fortuna che domani me lo levano. Domani te lo levano, ma quanto perdiamo? 4 milioni, Arbe, se non contiamo l'altri 8. Allora ne perdiamo 12! Ma questa partita non ci serviva per pagare i debiti dei cavalli! Apposta dacci caffè, no? 4, 4, Arbe, tieni, nel mio metteci 20 gocce di questa, sono meglio della bomba atomica. C'ho un attimo di cerchio alla testa, Arbe, ma se mi ripio te li rompo, mo te l'ho detto, te li rompo. Allora io ce la metto tutta. Ma che sei scemo, con 10 gocce di questa che sono nati sulla luna. Io ce la metto tutta. Oh, e so 12 milioni, mica 12 bruscolini.
caffè? Ah, meno male. Zuccherati. Oh. Riprendiamo? 2 carte. E tu? Anche a me. 4. Un milione. Vedo. Fino a 3. 6 milioni. Passo. No, Li vedo! Che c'hai? può darsi. Primiera, scopa, 7,5, ramina e briscola. Ma che stati? Ah, pasti. Ma non regnava a denari. Regnavano li portacci tua. Franco, scusa, posso chiederti una cosa? Che c'è? Abbiamo perso. Tutto. Stai calmo, vabbè. E mo? E mo c'ho un'idea. Questo farei. Questo? Anche questo mi sembra buono, cosa ne pensi? Buongiorno. Certo, sono d'accordo. Ah, buongiorno ragazze, non vi allontanate che fra poco arriva il fotografo. Bene. Ok. Allora questi 3, eh? Sì, e li arricchirei un pochino con del pizzo, non trovi? Ecco, qua per esempio. Ciao. E anche qua. Ciao! Allora intesi, eh? Certo. Ciao! E tu da dove vieni? Da una notte balorda. Cos'è successo? Di tutto, però non ne voglio parlare. Passavo di qua, sono venuto a salutarti. Posso esserti utile? Tu no. È la prima volta che mi succede una cosa del genere e non saprei da dove cominciare. E poi sarebbe troppo imbarazzante. Hai bisogno di soldi? No, ma che hai capito? E poi a te non li chiederei mai. Quanto ti serve? 2, 4? 16. Però da te non potrei accettarli, anche se mi risolverebbero i problemi. Prendi. Te li rendi in settimana? Non ti preoccupare. Adesso scusami, ma ho una giornata veramente infernale. Ti chiamo stasera? Ho un impegno, non te l'avevo detto? Forse. Sì, però adesso ci abbiamo un debito di 16 milioni, siamo da capo a 12. Sì, ma manco te sta bene. Ah, un altro pacco. È un portanfan pieno di tutine, ancora tutine. Franco! Che c'è? C'è un pacco. Commestibile? Mi sa di no. Un ragazzino. E questo diciamo? E che ne so, oh, da dove vieni tu? C'è una lettera, guarda un po'. Un ragazzino. L'evidenza mi impedisce di allevarlo. Cara Sor Matilde di Benevento, pensaci tu. 100 sacchi. Vabbè, questo è un fietto della mignotta. L'hanno abbandonato, poverello. Ma ce l'hanno lasciato proprio a noi, lo sai? A noi? Sì. A te ti avranno ammollato. Vabbè, Matilde di Benevento, sei te e te t'accoli la pratica. Ah sì? Sì. Allora sai che ti dico? Che se a Suor Matilde gli girano i 5 minuti, ti caccia fuori di casa. Allora di a Sor Matilde di chiamare 113. Ma se Suor Matilde chiama il 113, qua succede il 48. Ma che diamo i numeri? Un ragazzino ci abbiamo, Franco! Allora... Sì? Lo sai che facciamo? Ah, va benissimo, ho un'ottima idea. Che va benissimo, ancora non ho parlato. Hai detto facciamo, no? Io ho detto facciamo, Sì, ma l'hai te detto. sarà scappato. E allora non ti puoi tirare indietro. Che facciamo? Prendiamo il pacco, lo portiamo alla canonica della chiesa qua di fronte, 2 scampanellate e sadiamo. Ah, ci penserà il prete, è giusto. Che c'è? Non ti sta bene? Sarà meglio un prete vero che la povera finta, no? È giusto, andiamo, va. A dove andiamo? Stasera, al buio. Stasera. Ha detto stasera, al buio.
Senti un po', ma le 100.000 lire? Le 100.000 l'ho prese io, le avevo una busta, così ho levato le tracce. Adesso vai, vai, Vado. vai. Senti, ma se il prete poi non apre? Apri, apri, vai, Vado. vai, vai. Tu intanto metti in moto, eh? Vai, vai. Piccoletto. Speriamo che te ti dica bene perché a me mi ha detto malissimo. Ciao cioccolatino, creatura. Oh, ma che aspetti che cresci? Aspetta. Ma sonno, dai. E mo sonno. Oh. Ma che, non c'è nessuno? Non c'è nessuno. Chi ha suonato? È uno scherzo. Sei sempre te. Ma allora t'hanno riportato qua. E adesso a Franco chi glielo dice? Chi glielo dice? Glielo dico io. Franco! Ci hanno riportato il ragazzino, Franco! L'hanno rimesso qua fuori! Ma non è la mano del destino! No, è la mano del paraculo. E adesso dove lo portiamo? Che idea c'hai? E io che c'entro? A me non me ne frega niente. Io adesso c'ho da fare. Se quando torno qua sto ragazzino sta ancora qua, me ne vado. Non te do i 4 milioni e te me lo pure. Ma che fai? Alzi la voce? Sì, perché? Basta saperlo. Posso? Prego, prego. Ah, grazie. Oh, è suo? No, è di mia sorella, Ah, ho signora. capito. E quanto c'ha? C'aveva 100.000 lire, ma adesso no. C'ha pochi mesi, signora, è nato da poco, vede? È dell'Africa. No, è venuto dal Congo, dal Katanga. Insomma, è nato da quelle parti. Carino, eh? Signora, lei fuma? Oh no, per carità. Posso fumare? Sì, sì, tanto me ne sto andando via. E poi qua stiamo all'aria aperta. Sì, certo. Ho dimenticato le sigarette. Scusi, signora, mi farebbe una cortesia? Me lo guarda un attimo, vado a comprare le sigarette e torno Beh, subito. basta che faccia presto, io devo andare via. Sì, sì, ritorno immediatamente. Una volata, signora, è qua sotto. Grazie tante. Prego, prego. Ciao, grazie. È bello, lui bello. Ah. 61 partita? Si vede che non è serata. E per che te. ci vuoi fare? Che ne dici? Se ne facciamo un'altra e ci giochiamo tutto. Come vuoi. Bene, attacca, va. Ma come? Ne fa un'altra? Ah, bella, no? Ma insomma, ti sembra giusto che dopo che mi sono fatta sostituire da una collega per avere mezza giornata a disposizione e dopo ben 8 ore di aereo da Hong Kong per venire qui a trovarlo, lui, pur se tra 2 ore devo ripartire, che fa? Mi porta al biliardo. Te ama, Maria, te ama, non ci pensare. 8 punti a chi? A me.
Senti, ma se nessuno lo vede... Che è? No, metti che resta all'aperto tutta la notte. Senti, Franco, se non lo vede nessuno, io l'ho lasciato in vista, capito? Ma se non la trova nessuno, quella creatura... Ma hai fatto ben 8 punti, Alberto, lasciami perdere, no? Ma non sarebbe il Fammi caso... giocare, Alberto, su. Ma lo sai che faccio io? Lo vuoi sapere che Ma faccio? fa quello che ti pare, ma lasciami giocare, no? Io rivado ai giardinetti, ci rivado io, eh? Ma vai in giardino quando ti pare, ma lasciami perdere, Sì, no? per questo già abbiamo perso, mo te l'ho detto. Grazie tante, signora. Ora se ne può pure andare. Ho dovuto comprare pure i fiammiferi, signora. Le sigarette, tutto. Ma che sei signora, che vogliamo fare? Signora, ci ho avuto un po' di tempo. Brutto delinquente, incosciente! Signora, grazie. Grazie, arrivederci. Ma che gli hai fatto che è così incazzata? No, non mi sta bene, io non ci sto a perdere così. Aripi, io te faccio due polli per le mani, ti organizzo una Ancora? partita a 13 piroli, li famo parlare da soli, mo te l'ho detto. Ciao, com'è andata? Ah, com'è andata? Proprio tu me lo chiedi. Mi dispiace, ma ci stava il bambino. Ma che dovevo fare? Ma che c'entra il bambino? Non è mica lui che rompeva le palle. E poi ormai il ragazzino l'ha sistemato, no? L'hai lasciato, l'hai messo a posto, l'hai piazzato. Sì. Dove? Presso una famiglia. De brava gente? Sì, sono due brave persone. Cioè, una è una brava persona, l'altro è un gran figlio della mignotta. L'hai riportato qui? No, è ritornato da solo. Ma allora il figlio della mignotta sei te? No, sei te. No, sei te! No, sei te, perché se non ti commuove un ragazzino abbandonato, ma che ti commuove? Una strage di cavalli! Scazzati. Lo vuoi buttare? Sì, ma no qua fuori, se no ci ritorna indietro. Allora lo buttiamo? Eh no, qui c'è un'altra idea. Ah, oh, e sì, posso pensare io. Mia sorella c'ha già due ragazzini, finché non troviamo una soluzione, io la mollavo a lei, no? Perché non ci abbiamo pensato prima? Ci devo sempre pensare io alle cose. Oh, portalo tua sorella, ma c'è da fidarsi. Ma che stai a scherzare? Allora prendilo, tiè. Fa piano. Piano, Piano che non è un abbacchio. Piano. Mamma mia, ridammelo. Che non c'è buono a fare niente. Ma se ne manco te l'ho Guarda toccato! come sei sbiancato. Che t'hanno fatto, su? Che t'hanno fatto, eh? Va bene, ma facciamolo riprovare, no? Ma È che la prima fai volta. riprovare? Riprendilo, dai. Tiè, piano. Piano, Ridammelo. Vedi che sei buono? Ah, so io che non so buono, non può essere che è lui che è cattivo, no? Senti, ma digli una cosa carina, no? Ah, voglia la pasticchetta? Ma guarda questo, lasciamo perdere, lasciamo perdere, Ah, oh, io con i puledri che so fare, ma con dei ragazzini mo po' dico, non ci capisco niente, ecco, mo po' ho detto. E allora vuol dire che stasera dorme con noi. Resta Ecco, qui. senza invidia. Ci vediamo domani, eh? Ciao, Pasticca. Ciao, Pasticca. E vuol dire che stasera ce lo teniamo noi. Sul letto mio. Sì, ce lo teniamo noi, ma dorme con te. Allora me lo tengo io. No, ce lo teniamo noi, ma dorme con te. E io che ho detto? Ma non ti sembra che sia un modello un po' antiquato? C'è un grande ritorno agli anni Sì, 50. però non vorrei che sembrasse un fondo di magazzino. Beh, comunque ne riparliamo tra poco, ci vediamo dopo, ti Ok, dispiace? ciao. Ciao. Già in piedi? Caduto dal letto? Quando faccio il giro dei creditori mi alzo sempre prestissimo. Beh, non c'era nessuna fretta, non avrai per caso fatto qualche sciocchezza, vero? La sciocchezza l'ha fatta quello che ha comprato la mia macchina. Ti sei venduto la macchina. Ma sì, che vuoi, consumava talmente tanto che ho pensato fosse l'unica cosa da fare. Grazie. Grazie a te. Però c'è qualcos'altro che ti preoccupa, te lo leggo in faccia. Beh, in realtà ci sarebbe un altro piccolo problema. Piccolo quanto? Diciamo una cinquantina di centimetri. Oh, e questo chi è? Dove l'hai preso? Oh, e tu chi sei, Oh, Franco. E adesso? E adesso te lo presto per un po'. Cara Luisa, ti scrivo una lettera al giorno perché non vorrei insistere troppo. Se fosse per me, te ne scriverei 3. No, per me e 3 fa rima, è brutto. Te ne scriverei 8. 8 però fa rima con troppo. 9.
Franco? Franco, sei te? Sì, È tutto il giorno che ti aspetto. Allora ci sei andato da Alessandra? ci sono andato, L'hai sistemato? ho sistemato, Scusa, ma con che faccia ti sei presentato? cosa facciamo per culo al bè? Solo che vicino ci ho messo l'assegno dei 16 milioni. 16 milioni? 16 milioni? Gli hai dato... Ah, un assegno falso! Sì, falso. Mi sono venduto la macchina. Ti sei venduto la macchina? Ti sei venduto la macchina? E come ti senti? A pezzi. Ma tanto, prima o poi mi faccio il Ferrari. Sì, il Ferrari. Sì, il Ferrari. Il Ferrari. Il Ferrari. Ma Alessandra ti ha assicurato che gli troverà una buona sistemazione? E me l'ha assicurato, Albè, me l'ha assicurato. Ma tu dici che ce lo faranno vedere qualche volta il bambino? Io spero proprio di no. 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 Però ti ci sei venduto la macchina. Allora? Senti, ma mi dici esattamente che t'ha detto Alessandra? Esattamente, mi ha detto che non mi devi più rompere i coglioni. Buonanotte, eh? Buonanotte. Buonanotte. Il bacetto non te lo do. Dalla a tua nonna. Sì, se lo merita mia nonna. Lo puoi dire forte. Albè, Che c'è? cos'è? Perché? Così. Le tre. Vabbè. Boh. Certo che ci vuole il coraggio tu a lasciarlo qua dentro. Ma come un'amica tua, il ragazzino ce l'hai portato te e il coraggio è il mio. Sì, ma io te conosco e tu ce l'avresti lasciato. Io, eh? Senti, facciamo una cosa. Da oggi il ragazzino lo adotti. No, lo adottiamo noi, ma ci pensi te. Ah, lo adottiamo noi, ma ci penso io. Va bene, vuol dire che almeno una cosa nella vita l'ho conclusa io. Guarda un po'. Non vedi varidato. Sì, ma ce n'è voluto per convincerla, eh. Franco ha tirato fuori tutto il suo repertorio. A momenti le prometteva di sposarla. E faceva bene, perché quella è la donna giusta per lui, guarda. Sì, ma so io che non so giusto. Comunque il bambino lo abbiamo recuperato e adesso aumentano le responsabilità. Organizzati. Sì, mi organizzo come mi organizzo? Tu accompagna Alberto a casa, poi corri all'ippodromo e segui il giro. Datti da fare. Raccogli le scommesse e di che noi siamo occupati. Il lavoro non si può e non si deve trascurare. Ci abbiamo anche un'altra bocca da sfamare, capito? Ci vediamo stasera, Ci eh? vediamo. Tu dove vai? Io c'ho da fare, te che te frega. Ma non c'avevamo delle responsabilità? Sì, ma ce l'abbiamo a turno, comincia te. E ci avrà da fare, no? Che gli farai alle donne? E che gli fai? In amore gli va bene. Apposta è sfortunato al gioco. Tu allora dovresti vincere i miliardi, mo te l'ho detto. Guarda, che io con le donne non è che non c'ho fortuna. Io non le cerco, perché io c'ho un solo grande amore. Luisa. E lei? Anche lei c'ha un solo grande amore. Che se scopro chi è gli faccio un culo così. Andiamo, va. Stai buono che dopo questa corsa ce ne andiamo. 125 su Speranzella. Ma sei sicuro? Fatteli Te li cazzi tua, lo so, e lo so. dammi resto che so 130. Sì, sì. Buono, eh? Tieni. Ah, vedi. Ma che mi dai, i biscotti? No, questo è un omaggio della ditta. Se carichi 1 milione ti regalo un pandoro. Dammi resto. Il resto, sì, un attimo. Fammelo cercare, no? Qua ci sono i soldi tuoi. Dove li ho messi? Ah, li ho messi nella culla, aspetta un attimo. Dove li hai messi i soldi? Ma che te li sei mangiati, Dove stanno? Dalli a papà. Dove sta? Ma che te sei messo? Eccoli qua. Bali asciutti. No, è per arrotondare, sai. Lavoro nero. Ah, vedi questo. Scusa, ma da noi si dice così, sai. Che avrà tutto su bruscolino. Bruscolino. Ancora il banco e il mulo Ma è del buono, corso. dai. Ma andiamo, dalla d'altro, No, non guardate, scherziamo, no. no. Amleto, Che è successo? tutto su Amleto, punta. Intanto Shakespeare. Ancora, me l'ha detto il cavallo. Vabbè, allora già è meglio. Me l'ha detto il cavallo, nel senso che stavolta una fiala gliel'ho data io della fascia, avete, tieni, guarda Dentro, qua. dentro, Dai, non c'è la c'è punta, c'è niente. venuta fra, io mi accontento del 10%, Franco. Amleto mi fa venire in dubbio, però. Giocare o non giocare, andiamo. Questo è il problema. Giochiamo, ma non se giochiamo tutto. Io ho 2 milioni. Gioco uno. Vabbè, Alberto! Alberto? Alberto, quanto c'hai? Ma che c'hai, un altro moribondo sicuro? Ma non Ma sono che stai scemo, a quanto dire? c'hai? No, senti Franco, indipendentemente da quello che c'ho, oggi è una giornata che è quello che è.
Le corse stanno andando come vanno, io non voglio più puntare. Hai detto che non puntavamo più? non puntiamo più. Allora facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Sciogliamo la società, va bene? Tu ti sciogliamo. prendi i soldi che stanno dentro la culla e io vado a casa con la Perfetto, ragazzina, va sciogliamo. bene? Non c'è più la culla. Il bubo stava là. Ce l'hanno fregato. Tu ma guardate là! È il pupo! Ma chi Vabbè, è il pensa che pupo! sta? Chi Dove è? sta? È il pupo! Allo steccato c'è Speranzella che conduce davanti a Bruscolino, Rosmunda, Gioia Bella, Luna Rossa e via via tutti gli altri. C'è una lotta accanita per il comando e alla prima siepe è Bruscolino a saltare in leggero vantaggio su Speranzella e Luna Rossa. I cavalli percorrono i primi 500 metri a buona andatura e sulla seconda curva Gioia Bella passa in testa e guadagna una lunghetta su Centauro, Bruscolino e Speranzella. Gli altri sono tutti schieranati in fila indiana con in coda Amleto. Salta in leggero vantaggio Centauro mentre Speranzella ne ha abbastanza. C'è una lotta accanita tra Centauro e Bruscolino. Intanto sta succedendo anche Bruscolino. L'hai trovato qua? Vedi, sì. Mentre dalle posizioni di coda viene avanti Amleto. Ma rinviene Bruscolino, affianca Barbanera per poi superare tutti quanti. I cavalli serviti in l'ultima curva. Amleto guadagna posizioni su posizioni. Schietta da Bruscolino che salta la siepe contemporaneamente a Palò mentre è intanto Amleto è in quinta posizione, seguito da Astra e Baiato. Cedono uno dopo Non Dio, questo è bianco. Ehi, ma che stai cercando? Scusi, noi lo cerchiamo nero, scusate. Tu via qua. Vieni. Attenzione! È stata ritrovata una grossa borsa tipo culla con un bambino di colore. I genitori sono pregati di passare in direzione. L'abbiamo trovato, corri! Vediamo adesso i risultati della terza corsa. Primo, Amleto. Secondo, Astra. Terzo, Baiardo. Quarto, Speranzella. Oh, Amleto è arrivato primo! Ha vinto? Solo per farvi sapere quanto non abbiamo preso. Ma perché tu capisci? È il 10% mio, no? Se non l'ho giocato? Sì, ma se questo bambino è andato con mia sorella, a quest'ora avressimo preso Amleto, no? Questo bambino non sta con tua sorella, sta con noi. Noi ci abbiamo un figlio, ma non lo vedi? Noi siamo papà. Tu c'hai il cervello terremotato, Sei Pasticca. un uomo senza domani. Pure. Vai a lavorare! Abbasciate. Esci da qua dentro! Franco, scusa, com'era quella cosa che mi hai detto quando abbiamo perso quella cifra con Cavallina Storna che non arrivò? Io non mi ricordo solo il finale, te la ricordi? Diglielo un po', senti, senti. Oh, cavallina storna. Con te il denaro parte e non ritorna. E chi scommette per arricchirsi al Volo? Regolarmente se la via under culo. E come ho detto? No, mo t'avevo detto noi. Ah, fra, io sono pronto. Pure io. Ah, fra, mi raccomando, questo è un pollo vero, sui calci e sui rinterzi è negato. Picchia in palla, che lo mandiamo Sì, a casa a ho mutande, capito. molto ho detto. Allora, quanto ci giochiamo? 100.000 va bene? Va bene. Tira qua. 8 a me. Mannaggia. 11 a me. miseria. Segna. Pronto? Sì, un attimo. Ah, Franco, c'è l'amico tuo Alberto. Ah, scusa un momento. Pronto? Che c'è? Franco sono io. Senti, il bambino sta male, piange. Ma possibile te posso lasciare un momento solo? Ma che è colpa mia? Evidentemente sente la tua mancanza, no? Che? La mia mancanza? Ma mica possiamo stare 24 ore su 24 insieme, no? Che poi? Qualche parolina dolce. Ma che sei scemo? Senti, adesso gli metto il telefono all'orecchio. Aspetta, eh. Amoruccio mio? Oh, io sono venuto per giocare, mica per sentire sta roba. Amoruccio che bello? Amore? Bel culetto nero di Franco tuo? Su, fai il bravo. Va bene così? Va bene? Franco, questo piange sempre più forte. Che devo fare? Vabbè, ho capito, venga a casa, va. Ecco, vieni che è meglio, è molto meglio. Vabbè. Va, venga a casa, va, ho capito, ciao. Scusa Maria, ma devo proprio andare, il telefono sai. Ma ti pare?
Signori, io ho un impegno importante e devo andare a casa. Ah, mi dispiace, ma chi va via perde la Ma posta. frate, ci posso andare io? No, ce vado io. Tu magari continua al posto mio a Ma giocare. che continuo? Ho preso 7-8 pasticche, non so manco chi Ma sono, che ma te ne ricordo manco frega, come mi tanto chiamo. perso per perso gioca, no? E allora perdiamo un altro po'. Ciao, Fra. Pasticche ne beve 10. Buonanotte. Che è? Ciao. Che è successo? Come sta? Eccolo là, guardalo. Ma com'è con là? Non è neanche pallido. E che ne so, appena gli ho detto che tornavi a casa si è calmato. Allora io me ne arrivato al bianco. No, perché c'ho- Franco, stasera tocca a me, guarda un po', mi è arrivato un telegramma, leggi, che c'è Che scritto? Un Che telegramma. c'è scritto, eh? Arrivo Stasera stasera ore 20:30. Luisa. Ancora Luisa. Ma non te l'ha scaricato? Non mi ha scaricato, prego, si è presa una pausa di riflessione. Da 4 anni. Beh, ognuno prende le pause come gli pare, no? Ho capito. Franco, mi dispiace, stasera devo andare, ho proprio da Ma fare, per me se sai. mezzo poi non esci di casa. Buonanotte! Buonanotte. Ciao, culettino di Franco tuo. Alberto! Luisa. Ma, scusi, lei non è Luisa? No, sono una sua amica, mi chiamo Mariuccia. Sono a Roma per un concorso e insieme a Luisa ti abbiamo mandato il telegramma. Ma lei come mi conosce a me? Ho visto la tua foto a casa di Luisa. Ah, La usa per coprire il fondo della gabbia dei canarini. capisco, ma Luisa non viene? No, Luisa si è sposata 3 anni e mezzo fa, ha anche un bambino. Mi dispiace dirtelo così, ma d'altra parte non c'è un altro modo. Ma... Allora Luisa non mi ama più come una volta. Forse non mi sono spiegata bene. Luisa e suo marito hanno un figlio di 3 anni. Lei non te lo ha detto mai perché tentassi il suicidio. Però ti ha detto che era tutto finito tra di voi. Sei stato tu che hai continuato a scriverle. Io, eh? Beh sì, certo, le scrivo io. Certo. Senti, come ti chiami? Mariuccia. Ecco, Mariuccia, io ti ringrazio della chiarezza, ma fammi il piacere. Dì a Luisa che a me di lei non me ne frega niente. E che io il suicidio per lei non lo tenterò mai. Sai niente se ci stanno altri treni? No, questo era l'ultimo. Allora mi butto sotto l'autobus. No, ti prego, non fare così. Ma perché sono finiti pure gli autobus? Ti prego, calmati, Io sono Alberto. 4 anni che amo questa Stai donna. tranquillo. Io mi voglio ammazzare, non è possibile No, che ti non c'è un prego, treno. non fare così, Ma ti come, prego. ma come non fare così? Io senza di lei non campo più. Io voglio morire. Voglio. Ti sei fatto male, è pesante. Ma che ci hai messo qua dentro? C'è il ferro da stiro. Ah, c'è un ferro da stiro e non mi dici niente? Ti sei fatto male? Sì, io voglio morire, non mi voglio fare male, capisci? Buongiorno. Buongiorno, allora è pronta questa torta? Eccola qua. Gli piace? È per un bambino dell'anno, no? Sì, me la faccia vedere. Che nome ci dobbiamo da scrivere? Come si chiama il bambino? Si chiama come tutti i bambini. Sì, ma proprio lui, come si chiama? Si chiama, ma lo vuole proprio sapere? Beh, sì, eh. Dunque si chiama... me lo sono scordato. Senta, lei c'ha un figlio? Certo. Ecco, siccome non me lo ricordo, scriviamoci il nome di suo figlio. Come si chiama suo figlio? Oronzo. Lasci perdere, non ci scriva niente. Me la incarta così com'è per piacere. Come gli pare. Tanto non sa leggere, c'ha 1 anno. No, è che ci siamo proprio scordati, Franco. Questa è la verità. Adesso la prendiamo una decisione, no? Allora, come lo chiamiamo? Aldo, come mio padre. No, scusa un attimo. Perché lo dobbiamo chiamare come tuo padre? Chiamiamolo come mio padre, no? E come si chiama tuo padre? Dai, di, come si chiama? Come si chiama? Lo dovrei chiedere a mia madre, ma sai, quella è una donna molto distratta. 32 anni fa mi ha lasciato qua e ancora non si è ricordata di venirmi a trovare. E allora lo chiamiamo Aldo come mio padre. No, scusa un attimo, ma perché il nome lo devi scegliere proprio Ma te? perché lo devi scegliere te? Senti, allora facciamo come ha fatto Suor Matilde con me. Prendiamo il calendario, puntiamo il dito su un giorno qualunque e il nome del santo di quel giorno è il nome del bambino, va bene? E se esce Sigifrido, dai? Dai. Una decisione bisogna prenderla, bisogna rischiare. E se non c'hai i nomi non li adottare i bambini, I no? nomi ce l'ho, Aldo, come mi pare. No, cerchiamo Andiamo. il calendario come abbiamo detto. Dove sta? Dai. Dove sta? Quest'anno. Dove sta? Ah, Eccolo eccolo qua. in mezzo al pane. Allora senti, io giro subito, Senza guardare, Sì, chiudiamo gli occhi, Io giro, Dai. Ho girato, punta il dito, lo butto Dai, pure dai, io. butta pure Non io. imbrogliare, che c'è? Che è uscito? 1 maggio.
E che santo è? Qui c'è scritto festa del lavoro. E che lo chiamiamo festa del lavoro? Lo chiamavo Aldo, come mio padre. E perché? Perché era un lavoratore. Allora chiamiamolo come mio padre. Ma perché tuo padre lavorava? Lo dovrei chiedere a mamma. Sì, buonanotte. Come lo chiamiamo? Chiamalo Aldo. No, Primo maggio. Maggio? Eh. Primo di nome e maggio di cognome. E beh, Mica è male, è sempre meglio di 8 settembre, no? Ah, te credo. Anche perché 8 è un nome tedesco. Per carità, però Aldo era italiano. Primo, e scrivo Ma primo, lui è scriveva. primo. Allora, primo. Primo, mi piace primo. Eh? Ma che? Ma che scrivi primo così? E come lo dovevo scrivere? Piazzato? Primo. Che scrivi primo, no uno. Ma ci stanno i fiorellini, non si Dai, va, legge. accendi e spegniamo la candela. Ah sì, accendiamo primo. Tu ti chiami primo, lo sai? Adesso accendiamo, eh? Vai. Avanti, guarda, eh? Vai, guarda. Ecco qua. Adesso soffiamo, Soffia. Dai. 1, 2, 3. Tanti auguri a te. E la torta a me. No, dopo. Prima che cosa viene? I regali. No. Del regalo? Che Il viene? bacino. Adesso fuori i regali. No, adesso tu stai qua, chiudi gli occhi e noi li andiamo a prendere, non ti muovere. Speriamo che non litigano come l'anno scorso. Oh, non litigate come gli altri anni. Te che gli hai fatto? E a te che te frega? Io sicuramente una cosa utile e istruttiva. Sì, come l'enciclopedia medica dell'anno scorso. Era molto più istruttiva della roulette che gli hai regalato te. Oh, se non vi decidete io qui mi addormento. Apri gli occhi, primo. Eccoli qua. Questo è il piccolo chimico. Oggi è un gioco, ma domani può diventare anche un lavoro. Questa è la corsa di cavalli, che oggi è un gioco e domani è un gioco. Poi quando diventa un lavoro rimane sempre un gioco. Oh, il prossimo anno invece di darmi i regali, datemi i soldi, così mi ci compro tutto quello che mi pare. Primo, ma chi te le insegna queste cose? Lui. Semiramide te lo do 1 a 3. Allora via ste 3. Papà, ho sete, voglio l'aranciata, mi dai 1000 lire? C'hai sede? L'aranciata, creatura mia? Tieni, 1000. Non sparire, eh? Ma sti, vedi, io punterei su Tamarindo, ma non è che mi fido tanto. No, non è che non te fidi, è che da quando c'è sto ragazzino qua, te sei rincoglionito, te è partita la brocca, mo te l'ho detto. Ma sti, ma i figli sono figli, no? Che devo dire? Papà, c'è 1000 lire, c'ho sete, voglio l'aranciata? E costano pure i figli. T'ha chiesto 1000 lire, mica 1 milione, andiamo, no? E 1000 oggi, 1000 domani, 1000 dopodomani, fai presto a fare 1 milione, no? Scusa, caro, ho visto un amico, vado a salutarlo. Allora guarda, gioca da 500 su Tamarindo e poi vediamo come va. Va bene, ci vediamo Ciao. dopo. Brigate. Ciao, Franco. Ciao, come stai? Bene, Con chi stai? con quello là. Ma dove l'hai preso? Lo spizzico? È quello che mi fa la corte da una vita. Tu sei scomparso, lui si è rifatto vivo. Sei rifatto io per modo di dire? Dai, non scherzare. Quello secondo me fra 2 giorni se ne va. Ma quello se ne va pure prima per me. Vabbè, chiamami, eh. Io ti chiamo, se non posso ti mando una corona. Ciao. Ciao. 2000 lire su Tamarindo, vincente. Oh, ma sei sicuro? Certo, quello vince, ma te l'ho detto. Poi di secondo ci facciamo gli involtini e adesso compriamo un po' di mele. Dove la prendiamo? Là? No, qua, papà. Dove? Dove la prendiamo? Qua. Hai detto qua? Sì. Guarda che bella roba che c'hanno, guarda che insalata, che spinach escono. Vediamo un po' se c'è. Vediamo la verdura. Ah, guarda che belle mele, guarda che belle. Senta, sono buone queste mele? E se erano cattive io venivo a dire a lei. Faccia 2 chili, per favore. Primo! Primo Saronni, secondo Moser, terzo Battaglini. Ha visto che volata, eh? Ma proprio 2 chili devono da essere. Beh, se sono un po' di meno non fa niente, grazie, va bene così.
Grazie, quant'è? 3.000. Grazie. Andiamo, tu. Forza Italia, eh? Ma che sei matto? Com'è? La prossima volta con la molla più grossa ti vuoi fregare pure i cocomeri. Ma ti sembrano cose che si fanno? Lo sai che ha fatto tuo figlio oggi al mercato? Avrà menato a qualcuno? No, si è fregato 1 chilo di mele con la molla sotto la bilancia. Ma chi gliele insegna queste cose? Dico io. Guardi a me. E chi devo guardare, eh? Ha preso tutto da te, ha preso. Ma che vado al mercato io? Ma che ragionamenti sono? Hanno suonato. Allora? Io mi vesto da monaca. No, non puoi, è tutto bagnato, lo stesso adesso. E dirò che sono cascata dentro la fontana. Sarà meglio di niente, no? Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ha aperto primo. Posso affari tua? Ha solo sempre affari miei, eh? Andiamo. No. Ho un certificato elettorale per Suor Matilde di Benevento. Sua Matilde non c'è, sono andati tutti fuori città. Le suore e i miei compagni di scuola. E tu perché non sei partito con loro? Perché non vedi che c'ho la febbre e sono pallido? Non si può vedere dentro, sì. Ah, senti una cosa. Ma tu sei solo qui o c'è altra gente? Ci stanno, sono Roberta e Sor Franca. E dove sono? Sor Roberta è andata a fare spesa e Sor Franca è andata in lavanderia. E quando ritornano? Non lo so, non mi hanno detto di non aprire nessuno, ma io credevo che era Sor Franca. Va bene, va bene. Senti, fammi una cortesia. Quando torna Suor Matilde, consegna questo foglio. Certo, Mi raccomando, capito? Certo. Siamo d'accordo? d'accordo. Ciao. Ciao. Senta poi. Ma tu non lasci niente, tutti quelli che vengono lasciano un'offerta. Ah, sì? Ho capito. Senti, ti do 1.000 lire. Così ti compri 2 gelati. Mi raccomando, non te le mangiare tutte insieme. Tieni. Certo. Ciao. Ciao. Caro. Come sono andato? Benissimo! Allora perché papà Alberto piange? Ma perché è matto? Ma quanto ti sei fatto dare? 1000 lire. Ma solo 1.000? Sì, Almeno vedi che ha preso da te. Ma te dovevi far da 5.000 lire. va bene, il prossimo che viene lo sistemo io. Bravo. Adesso vattene a lavare, sei tutto zozzo. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. State attenti, fra poco incomincia la corsa. Avete visto il giro di prova dei 2 concorrenti? Sono aperte le scommesse. Vieni, la mazzazione sulla rana grossa. Ecco il cubo sulla rana grossa. Anch'io. Ecco 15 figurine, un temperino e 3 gomme. Allora, Pri, com'è andata? È andata bene. Abbiamo rimediato un sacco di roba. Su chi hanno scommesso? Tutti su quella grossa. Allora siamo proprio rovinati. Quella fila come un treno. Vince di sicuro. Con che le paghiamo le scommesse? Non ti preoccupare, quando tu metti le rane sulla linea di partenza, metti un sasso in bocca a quella grande, così vedrai che non salta tanto. Ma tu sei matto, se quelli se ne accorgono si buttano tutti e 2 nello stagno. Non ti preoccupare, a me non mi butta nessuno dentro lo stagno. Chi è? Non te ne stai tesoro, me passo io. Disgraziato. Mi hai fatto stare in pensiero, mi hai fatto stare. Ma che hai fatto? Che hai combinato, eh? Sono cassato nello stagno. Ah sì, eh? Nello stagno. Sei tutto bagnato, sembri una rana, sembri. Per carità, me parlate Ah rene. no, eh? Lo sai che ore sono, lo sai? L'ora di mangiare, c'è una fame. No, è passata l'ora di mangiare. Adesso corri, vatti subito a lavare che la cena si è raffreddata, poi mangi e vai a letto, su! Franco, hai visto che ha fatto tuo figlio? È ritornato a quest'ora tutto bagnato, tutto nero. Ma digli qualche cosa a questo ragazzino, no? Ma di a te, no! Non basta. Ma Pasticca, ma sei sicuro che con questi documenti lo possiamo iscrivere a scuola? Ma che stai a scherzare? Con questi lo scrivi pure all'università. Pure alla CIA, come ti ho detto. Nascita, vaccinazione, stato di famiglia, sono meglio di quelli veri, andiamo. Sembrano regolari. Certo che è un rischio. Se se ne accorgono, sono affari tua. Sono sempre affari miei se se ne accorge. Io non capisco. All'anagrafe non è iscritto, il bambino non esiste e noi lo mandiamo a scuola. Ma non possiamo educarlo noi come abbiamo sempre fatto. Ma che necessità c'è di mandarlo a scuola? Dico io. Ah papà, invece del bagno non potrebbe farmi la
doccia. Conviene mandarlo a scuola. Corriamolo sto rischio. E corriamolo. Io mi accontenterei solo se imparerebbe i verbi, guarda. Dai, su. Scendi dalla macchina nuova. Che si beve più benzina di quell'altra. Allora senti prima, mi raccomando, ricordati quello che ti ho detto. Fai il bravo, non litigare con nessuno, cerca di non farti notare e soprattutto non parlare mai di noi e di casa, va Sì, bene? papà, ma la merenda? La merenda? L'ho lasciata in macchina. Ah, primo giorno di scuola pure per me, sai, scusa un attimo. Allora ascolta, senti quello che ti dice papà Franco. Picchia sempre per primo. Se ti beccano che hai fatto qualche cosa, dai la colpa ad un altro. E se dopo che hai fatto merenda c'hai ancora fame, fregati quella ad un altro. Magari con la carne dentro. La merenda? La merenda, ecco la merenda. La merenda. Franco, andiamo. No, ma che andiamo, faccio da solo, io poi lo rivengo a prendere. Ah, va bene. Ciao. Ciao primo. Ciao papà, ma tu papà non lo saluti? Sì, ciao papà! Ciao nonno. Nonno. Sono le 8:30, ragazzi. Buongiorno. Scusi padre, questa è la prima B? Buongiorno. Buongiorno, le ho portato il bambino. Ah, che grazioso angioletto abbiamo quest'anno. Come ti chiami, figliuolo? Primo maggio. Primo, che bel nome, il mese della Madonna, maggio, primo, eh? Speriamo che sarà il primo anche della classe. Padre, io glielo affido, è cresciuto senza mamma, è un bambino molto delicato, molto sensibile. Amoro, a stronzo. Cominciamo bene. Per essere sensibile, pure troppo. Comunque non si preoccupi, sarà seguito e istruito su ogni cosa. Sì, perché se per caso dovessi ignorare qualche bella parolaccia qua dentro, la impara di sicuro. Saluta papà. Ciao papà. Ciao, primo. Buongiorno, ragazzi. Oh. Scusi. È colpa mia, scusi. Mariuccia, Alberto! che ci fai qua? E a questa velocità? Insegno. Ti ricordi quando ci siamo incontrati ti dissi che avevo vinto un concorso? Ah, sì. E adesso insegno in questa scuola. E tu che ci fai qua? Hai accompagnato tuo figlio in classe? No, ho accompagnato di un amico mio che è malato, sai. Sono contenta di rivederti, sei scomparso. Sono passati 6 anni, mi pare. Io ti ho pensato molto, non sapevo come rintracciarti. Ma lo sai che quella sera alla stazione ho perso il tuo numero di telefono? Te lo ridò, non ti ho più sentito. Ho pensato veramente che tu avessi trovato un mezzo di trasporto sotto cui buttarti. No, io comunque ho deciso di non soffrire più per amore. E come si fa? Io non ci sono mai riuscita, purtroppo. Ma tu non eri l'autrice di 1000 modi per guarire una delusione d'amore? Quando si tratta di quelle degli altri è facile. Sono le proprie che non si riesce a guarire. Ah, io ci sono riuscito solo perché praticamente con le donne ho chiuso, ecco. È una decisione irremovibile? Le donne dicono di sì. Forse non hai ancora trovato la persona giusta. E non la troverò mai, sono così sbagliato io, sapessi. Ma no, tu non sei sbagliato. Bene, io scappo. Chiamami se vuoi. Su, dai, guardalo. Scatta adesso. Va bene. Va bene. Ragazzi, è tutto finito per oggi. Smontate tutto. Arrivederci. Mannaggia a me quando ho chiuso il negozio di fototessera per la regia. No, lui, ma tu mi devi pure capire. Io non vedo l'ora di mettere i piedi a mollo, eh. Vabbè. Senti, allora, quante ne abbiamo fatte oggi? 5, 6. Meno male che c'è stai tu, amoruccio mio. Hai visto quanto è duro sto mestiere? Era meglio se rimanevo da standa, eh. Ma mi chiameranno a me a far cinema, vedrai. Quello che ti frega del cinema è che c'è il sonoro. Ma che fai, mi prendi in giro? C'ho 2 piedi, fra. Che sembrano 2 fette biscottate. Non ce la faccio più. Ma va bene. Certo, tu voglio bene. Mi accompagni a casa? Se vuoi ti accompagni. Puoi pure venire su. Mamma fa la notte. E mamma farà la notte, ma io sono stanco morto. Guarda che mamma mi ha fatto pasta e fascioli, eh. Allora vengo. Mi vuoi bene, vita mia? Sì, da morire. Guarda, ti voglio tanto bene. Ma senti un po', ma coi fascioli ci mette i canolicchi o i spaghetti spezzati, mamma? Boh. Disturbo? Senz'altro. C'è la signorina Mariuccia? Dia pure a me, grazie. Io... Yeah. I fiori hai ordinato per festeggiare la fine del nostro gran amore, eh? Sì, certo! E mi dispiace di non aver ordinato pure lo champagne! Dovevo portare pure lo champagne. No, prego, accomodati! E ora fammi il piacere di andartene! Ma come mi hai detto accomodati? No, tu resta! È lui che se ne deve andare!
Io me ne vado quando mi pare. E tu che hai tanto da ridire sulle mie amanti, mi sai dire questo chi è? Il mio amante, perché? Posso averne uno anch'io? E dimmi, ma questo da che parte si guarda? Senti coso, se io mi incazzo, se io mi adombro, ti faccio un... Ma che fai, te ne vai? Guarda che la porta non è quella, hai capito? Ma che, ve ne andate tutte e due? È finita, non ne posso più, hai capito? Io non ne posso più di questa vita, devi andartene! E levami le mani di dosso! Oddio, Vincenzo! Vincenzo! Alberto, corri, Alberto, presto, vieni, aiutami, Alberto, vieni! Che è successo? Io ho tirato un asciugamano. Un asciugamano? Sì, ma dentro c'era il ferro da stiro. Porca puttana, ma che l'hai ammazzato? Facciamo qualche cosa. Oh, io non vedo ferite. Senta, coso, come si chiama questo? Vincenzo. Vincenzo, si riprenda, per piacere, si riprenda, eh? Su, si riprenda. Si riprenda. Brutta mignotta! Ecco, si è ripreso, io tolgo il disturbo, eh? Sì, scusami, mi dispiace di averti fatto assistere queste scene. Ma Sai, figurati. il nostro rapporto ormai è alla fine. Siamo ai ferri corti. Più che altro a quelli da stiro. Beh, ciao, ci vediamo, Volentieri, ciao. Vincenzo, io non volevo. Allora, la prima corsa arriva a Sciaboletta, la seconda corsa, Melanzana, marcava la nostra, ma quando arriva? Finché diamo retta al pasticca non arriverà mai. Lo sai che dobbiamo fare la prossima corsa? Come ci pare a noi? Papà, ma la mia mamma è bianca o nera? Oh, ce l'ha contessa? No, guarda che l'ha chiesto a te. L'ho chiesto a tutte e due, la mia mamma è bianca o nera? E com'è? Nera. È nera! A me pare nera. Hai visto? Pure papà Franco ha detto che gli pare nera. La tua mamma. Vai a letto prima, va. Perché tutti gli altri bambini hanno una mamma e un papà e invece io ho due papà? E perché? Perché? E perché? E perché me la buttava Della cicogna, e che ha fatto? Ti doveva portare dalla tua mamma e invece si è sbagliata e t'ha portato dai tuoi due papà. Quella buttandagna. Dai, Franco, tu seduto sui cavalli e sulle cicogne non sai niente. Ma le cicogne sono fatte strane, mica le capisco io. Certo, papà non le capisce le cicogne, capito? Ma noi ci ricordiamo che quella cicogna tua perse la coincidenza, no? Mi ricordo che c'era lo sciopero. Sì, lo sciopero delle cicogne, a cicogna selvaggia, ne hanno parlato pure i giornali. Cicogne incrociano le ali e scioperano contro la pillola. Sì, come vedessi tutte le cicogne, vedessi tutto un traffico incredibile, tutte sul raccordo anulare, tutti i semafori bloccati. Tutte queste cicogne che stanno. Falla finita, sei addormentato. Meno male, non sapevo più che inventare. Hai capito? Vabbè, ma tu che dici? Chi sarà il padre della madre? E che ne so, me lo sono chiesto tante volte pure io. Sarà il figlio di una collaboratrice domestica, di un cameriere abissino. O di un pugile suonato. Ma gliela diremo un giorno uno straccio di verità. Sì, è quale? È quella vera. E chi c'ha il coraggio? E poi che gli raccontiamo che l'abbiamo trovato qua fuori in una cesta e che i papà non siamo noi? La Fra, io non glielo dirò mai! Vabbè, io nemmeno. Allora ributtiamoci sul traffico delle cicogne, no? Mi pare l'unica. E Melanzana? Vincente è piazzato, secondo me. E allora? Niente, a scuola non c'è. Ma dopo essere andato? E che ne so? Io so solo che se eravamo puntuali questo non succedeva. Mannaggia a te, al biliardo! Ma non cominci con me, ma che è mia la colpa? C'hai ragione, la colpa è mia che ti sto ancora a sentire. Ma perché io te sto a sentire? Sali, va, che andiamo a cercare. Dove andiamo? A casa, al campetto, da qualche parte starà, no? Da qualche parte. E certo da qualche parte. E per forza che sta da qualche parte, Porca. no? Aspetta, fammi chiudere! Io esco la mattina e ritorno alla sera, per le chiavi di casa ancora non me le hanno volute dare. Ma ti lasciano così libero? Anzi, loro sono contenti se io esco di casa da solo. A me no, a me non mi lasciano uscire da solo. Ma quando arriva tua madre? E chi lo sa? Vedi, lei certi giorni non viene neppure a pranzo. Ma perché ci tieni tanto a conoscerla? Perché voglio vedere come è fatta una mamma. Eccola. Scusami caro, ma oggi è purtroppo una giornataccia. No, per me solo un secondo. Vado via subito, grazie.
Mamma, questo qui è Primo, il mio compagno di banco. Lo so, Anita mi ha già detto tutto. Oggi resterà qui con noi anche a dormire. E i tuoi genitori? Lo sanno? Sì? Certo, Sicuro? certo. Ne possono cegarmi. What? Sì, giuro. Non mangi? No, non ho tempo. Il mio aereo parte tra un'ora e io devo ancora cambiarmi. Ciao, ci vediamo al mio ritorno. E fate i bravi, eh? Niente, non c'è neanche qua. Con questo l'ospedale sono finiti. Sì, adesso che facciamo? E che facciamo? Andiamo in questura. Che andiamo in questura a dire? Che c'è un fio nero? Io e te? In questura? Già. Senti, ma se io mi fossi perso, mi sarei fatto portare a casa da qualcuno, no? Ma lui, Primo, è intelligente, non è mica scemo come te. Senti, allora non c'è altra soluzione, è scappato. Ma allora dove ha è capito andato? qualche cosa, ha capito che noi non siamo i suoi papà e se n'è andato. E che ne so dove può essere andato, che ne so io? Io, uscendo da scuola, se dovessi scappare, andrei... Dove andrei? Io sarei andato a casa di un compagno di scuola. Ma perché io che ho detto? Andiamo dal prete. Ci facciamo dare tutti gli indirizzi. No, Ci facciamo le famiglie. La tua mamma è bella e profumata. Perché la tua invece puzza. Ma io non ce l'ho la mamma. E che si occupa di te? Papà Alberto e papà Franco. Hai due papà. No, non sono i miei papà. E chi sono? Non so, non l'ho capito bene. Anche i tuoi papà partono sempre. Sì, ma vanno all'ippodromo. Quello dove corrono i cavalli? Sì, anche i fantini. Ah. Senti, Primo, di un po', sono proprio cavalli veri? Non ci sei mai stato? No. Noi invece ci andiamo quasi tutti i giorni. E i tuoi papà? Ci portano anche te? Sì, sai, loro dicono che porto fortuna, invece finisce che perdono sempre. Beato te, invece io sto sempre a casa ad annoiarmi. Ma tu hai la mamma, il papà e la cameriera. Sì, è vero, ma la mamma lei non mai. Il papà è sempre con la segretaria e la cameriera è tutta scema. Eccoli. Primo sta qua, questa è l'ultima casa. Non si inventavo niente, il pupo sta qua. È un bambino negro. Ma chi Tiratelo siete? fuori. Ma Anita, che succede? Chi sono questi signori? È il pupo. Ma quale pupo? Eccomi! Papà! Ma di voi due, chi è il papà? Tutte e due! Ecco. E adesso, bambini, leggiamo insieme. La mia famiglia. Bravi, bravi, bravi. E adesso ognuno di voi mi dirà un pensierino sulla famiglia, eh? Comincia tu, Oriana. Su. Quanti siete? Cosa fate? Nella mia famiglia comanda papà, perché è lui che porta i soldi a casa, anche se sono pochi. La mamma fa la casalinga e qualche volta frega i soldi a papà di nascosto. Silenzio, silenzio. E tu, Luca, dimmi, quanti siete in famiglia? Siamo 4. Io, mamma, papà e la La cameriera. cameriera non c'entra. Come no? È sempre lei che comanda. Silenzio. E tu, Primo? Io non ho una mamma, ma ho due papà. Ah, due papà? Sì, uno elegante e c'ha una bella macchina, sempre senza benzina. E uno che ogni tanto si veste da suora. Oddio. Silenzio! Si veste da suora. E che fa? Tutto, lava, stira, cucina, apre la porta. Ho capito. Don Giuseppe, lo sai che fanno? Litigano sempre fra di loro, però si vogliono bene. Basta così, per l'amor del cielo. Ho capito tutto. Cambiamo pensierino, va bene? Mi scusi? Chi è? Buongiorno. Ah, Mi scusi, stavo cercando la famiglia Maggio. ma è da aprile che non c'è più. E poi io vengo da fuori, io non so niente. Io c'ho il Ferrari. La famiglia Maggio, i genitori di Primo, un mio alunno, o direttore per modo di dire, sembra si tratti di 2 uomini, 6 uomini, vivono pure insieme. Brutta gente, padre mio. Questo è l'istituto, io non
So, io ho il permesso delle suore per lavare la macchina. Franco! Franco! Ho trovato le guaglie e pure il gelato! Dammi una mano che mi si squaglia tutto, vieni giù! Ah, stai qua! Ma che c'hai? Buongiorno, don Giuseppe. Io ho portato le guaglie e il gelato per le monache. No, Ce lo mangiamo noi. Capito, don Giuseppe, come stanno le cose? Io ho capito solo che voi siete due disgraziati e due incoscienti. Lei dice? Ma come avete potuto anche solo pensare di sostenere una commedia del genere? Pure i documenti falsi! Voi non immaginate cosa succederà ora? Cosa? Che la verità verrà fuori e il bambino vi sarà tolto. Ci sarà tolto! Oh! Certo. E capite che ora, dopo 6 anni, quella povera creatura che ovviamente si è affezionata a voi, sarà presa, sarà portata in un orfanotrofio e affidata in regolare adozione a chissà chi. Come a chi? A noi? A noi? Ma no, non a voi due insieme. Per poterla adottare, basterebbe che uno di voi si trovasse un buon lavoro. Hai capito? Una brava moglie e soprattutto una vera casa. Io sul lavoro non garantisco, per il resto ci posso provare. No, Franco, aspetta un momento, come posso? Come posso? Ci possiamo provare, ma anch'io ho diritto di provare come te, no? È una vita che va in bianco, mo in 2 giorni vuoi trovare una moglie. Tu fatti gli affari tuoi. Il padre ha detto che ci possiamo provare, ci possiamo, vero? Sì. Ha detto che ci possiamo provare. Ragazzo mio, non devo fare niente al posto tuo. Un'aquila che vola fin lassù è sempre sola a conquistare il blu. E allora fai da solo tu. Papà, perché sei triste? Io triste? Ma che cosa te lo fa pensare? Si vede, senti, se hai qualche problema, parla con me, da uomo a uomo. Hai ragione, primo, da uomo. C'è che, sì, insomma, vedi, credo che noi, io e te, ci dovremmo separare. Vuol dire che mi lasci con papà Alberto? No, anche papà Alberto deve fare un lungo viaggio. E a me mi lasciate solo? Ma no, non ti lasciamo solo, anzi, ti troveremo una mamma vera, un nuovo papà e avranno loro cura di te, avrai una famiglia, primo. Io voglio stare con te, io voglio stare con voi due. Ma io non sono una famiglia, e nemmeno papà Alberto. Primo, dove vai? Ma come? Mi hai detto da uomo a uomo e poi piangi come un pupo. Io voglio stare con voi, se mi lasciate solo non mangio più. No, per carità, se no chi lo sente a pannella? Che cosa hai detto? Oh, dicevo flanella, ti voglio comprare un cappottino di flanella. Allora non mi lasci più. Dimmi che hai scherzato. Ma sì, primo, ho scherzato. Sai come sono fatto io? Ma come fai a pensare che io e papà Alberto possiamo lasciarti solo? Papà, ti voglio bene. Bello. Ma mi ha messo paura, mi ha messo ammappati. Cori, acchiappami, papà. Dai, scappa che ti prendo. Acchiappami. Cori, acchiappami. Cori. Indovina un po' che cosa mi ha detto. Che con me si sente come realizzato. No, perché? Perché è scemo, non mi piace. È figo però. Che c'è? Ma perché mi stai seguendo? Che cosa vuoi? Io ti dovrei parlare, posso offrirti un caffè? Un caffè?
E tu alla tua età prendi il caffè? No, per me io prendo la gelata e per te il caffè. Cosa mi devi dire? Ecco, devi sapere che io sto cercando la mamma. Ah, ti sei perso. Ti porto alla polizia. Sì, ci manca pure la polizia, così mio papà chi sente? I tuoi papà? Ma perché? Quanti ne hai? È proprio questo il problema. Io ho 2 papà che hanno bisogno di una moglie. Come? Sì, uno per uno, che hai capito? E siccome tu mi piacerebbe come mamma, sceglilo tu. Questo è Papa Franco che c'ha la Ferrari e non c'ha una lira. E questo è Papa Alberto che non c'ha la Ferrari e non c'ha la lira lo stesso. Quale ti piace di più? Ma io sono già sposata, non posso scegliere. Porca miseria, tutte le donne che piacciono a me sono tutte sposate. Papà ci ha come detto che Iella mi dice proprio male. Allora, pure questa è fatta. Niente, ce ne rimane solo uno. Eccolo qua. Desidero conoscere un uomo di qualunque età, scopo matrimonio. Sono io. Sono ricca e ancora piacente. Ho 76 anni e un piccolo difetto fisico. E a 76 anni che difetto fisico ci può avere? Che gli cicola la sedia a rotelle. L'importante è che muoia subito dopo il sì e prima del viaggio di nozze. Se non muoio prima io. Allora, 25... Hanno suonato. E adesso chi è? Vengo subito! Chi è sto rompicoglioni adesso? Io un giorno o l'altro l'aiuto quest'opera mia. Non ne posso più di vestirmi da monaca. Chi è? Mariuccia! Mariuccia. 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 Don Giuseppe mi ha dato il tuo numero di telefono, ma è sempre occupato. Ah, è che sto concludendo degli affari, che fai? Grazie. Ho avuto una giornata telefonica molto intensa, sai. Ti ho disturbato? Ah, no, poi ti spiego. Scusami, ma tu non mi hai affatto disturbato, Mariuccia. Prego, questo è l'ambiente più riscaldato, perché gli altri sono proprio congelati, sai. Noi viviamo qua dentro, no? Mariuccia, come mai mi sei venuta a trovare? Così, volevo avere tue notizie. Sei scomparso di nuovo. L'ultima volta che ci siamo visti è successo di tutto. A chi lo dici? Ti vuoi accomodare, prego? Vuoi sederti, Mariuccia? Senti, ma coso lì, come si chiamava? Vincenzo come sta? È tutto finito. L'hai ammazzato? No. Gli hai dato una stiratina qua? No, ci siamo lasciati finalmente. E tu come stai? Come mai vivi qua dentro? Adesso ti spiego, Mariuccia. La mia vita è una storia incredibile. È talmente incredibile che o la capisci o quando ho finito di raccontarla esci da questa casa con una cosa da pensare per i prossimi 20 anni, sai? Dopo tutto quello che ho passato con Vincenzo, non credo che esista una storia più incredibile della mia. Ah, no? Tu ce l'hai un figlio negro di 6 anni con 2 papà che non sono i papà? No. Allora è più incredibile la mia. E questo bambino è pure negro. E la mamma non c'è. Papà, che c'è? Mi sembra di aver visto una mia amica. Vieni, le facciamo la sorpresa, vieni. Qual è il primo libro? Di libero ci sono io. Il primo è... Franco! E lui chi è? È il piccolo problema che è cresciuto. Come stai? Bene, grazie. Tu? Eccomi qua. Certo che se non fosse per lui non si direbbe che sono passati 6 anni. E invece sono passati, eh? E chissà quante cose sono cambiate. Ma per me poi non è cambiato molto. Senti, ma che pure te sei sposata? No, ma perché mi fa questa domanda? Ma sai, è una lunga storia. Magari un giorno se ci rincontriamo te la racconto. Tra altri 6 anni? Perché non me la racconti subito, magari davanti a una tazza di cioccolato? Tu che dici? Ci andiamo? Sì, papà, io questa non me la farei scappare.
Sì, lo vedi papà tua sa sposa, lo vedi, eh? Ma sta chiaro, Pasti, non finisce mica così. Vedrà quello che succede, molto Ma che sai a di? Evviva Alberta, andiamo! Grazie. Ma dove applaudite? Gli sposi siamo noi. Grazie, grazie. Bello devo fare. Alberto, sbrighiamoci, ci siamo prima noi. No, ci siamo solo noi. Aspetta un attimo, scusa. Allora? Ah, volevi fare tutto senza dirmi niente? E perché tu no? No, io devo fare una sorpresa. E perché io no? E se dici sempre io no, stiamo qua fino a domani, no? Allora sai che ti dico? Che sei un traditore e un infame. Tu ti vuoi sposare per prenderti il bambino, ecco com'è. E io ti dico che l'infame sei te, con quell'aria da chirichetto imbecille che ti ritrovi, lo sempre frega a tutti. Se tu mi dicevi che te sposai, Se te lo capito? dicevo? Non mi sposavo io. Allora sai che c'è? Che ti sposi solo te e io me ne ritorno a casa. Ma qui se c'è uno che se ne torna a casa, quello so io. E io ti seguo, anzi ti precedo e neanche ti faccio entrare. No, a te ti precedo io, non ti far vedere mai più, chiaro? No, aspetta Mariuccia, dove vai? Tra la gente normale, mi porti via lei. Ma no, Mariuccia. Sai che ti dico? Sei un bastardo, ma questa volta me la paghi. In che senso? Nel senso che tu a me non mi vedi più. Mi aspetti? Ma io ti voglio bene veramente. Ma io ti voglio bene veramente, Mariuccia. E poi ti spiego. Dove vanno le signore? Amore! Signorine, prego. Sei contento adesso? Ho fatto tanto per convincerla, l'hai fatta scappare. Oh, mi dai 100 lire. Ma tu ce l'hai i genitori? No. Perché tu no? Che culo che Sai che c'hai? devi fare adesso? Devi sparire per dalla mia vita, sparire! Levate pezzo, disgraziato, posso entrare